Salve a tutti carissimi, oggi voglio tornare a parlarvi di padre Amort, esorcista della diocesi di Roma che purtroppo ci ha lasciato diversi anni fa, e che nel corso della sua vita ha scritto molti libri per insegnare ai fedeli di tutto il mondo a combattere il maligno. Per quanto riguarda, il come si fa a riconoscere la presenza di un maleficio in noi stessi, negli altri, e non solo di un maleficio, anche in genere della possessione diabolica di qualsiasi tipo, padre Amort ha sempre ritenuto molto importante osservare i segni e il linguaggio del corpo. Egli così scrive: è molto importante riconoscere i segni di disturbi malefici su una persona, i segni prima dell'esorcismo, durante e dopo l'esorcismo e lo sviluppo dei segni nel corso dei vari esorcismi. Esistono vari mezzi per diagnosticare o accertare la presenza malefica in una persona o la causa malefica. Alcuni esorcisti utilizzano semplici domande o questionari da compilare, altri guardano foto, altri toccano la persona, altri guardano la persona negli occhi. Ricordo che padre Matteo Lagrua faceva sedere le persone davanti a sé e le invitava a guardarlo negli occhi, e il posseduto o maleficato non riusciva a farlo. Questo era uno dei tanti metodi di padre Matteo. Altri esorcisti nascondono in tasca reliquie di santi ed abbracciando il maleficato, esso reagisce in maniera sorprendente. Un esorcista addirittura offriva caffè esorcizzato ai suoi ospiti e l'eventuale maleficiato reagiva energicamente o si rifiutava di berlo. Però, ecco, diceva padre Amort che se con uno di questi metodi non si ha reazione alcuna da parte della persona sotto esame, non è detto che sia da escludere in lui una presenza malefica. Il demonio farà sempre di tutto per nascondersi. Il diavolo va tuttavia stanato perché, come dice il rituale dell'esorcismo, il diavolo usa vari trucchi per nascondere la sua presenza. Padre Amort aggiunge che un esorcismo non necessario non ha mai fatto male a nessuno, quindi nei casi incerti gli esorcisti fanno uso di esorcismi brevi, pronunciati sottovoce, che possono essere confusi come semplici benedizioni. Inoltre, sempre a proposito dei segni, nei primi esorcismi può manifestarsi anche nessun segno, ma i benefici si manifestano sempre. Ripetendo nel tempo gli esorcismi, i segni ci saranno e si manifesteranno sempre più nella loro gravità. Quindi il compito dell'esorcista attraverso l'esorcismo è stanare la presenza malefica e farlo anche stuzzicando tale presenza con l'unzione. I movimenti del corpo e l'osservazione della posizione degli occhi rivelano altre interessanti diagnosi. A volte capita che alzando le palpebre degli occhi del posseduto si veda che gli occhi sono completamente bianchi ed è necessario cercare dove si trova la pupilla. Padre Amort scrive che se le pupille sono nascoste in alto, la persona esaminata è posseduta da scorpioni, mentre se sono in basso si tratta di serpenti. Gli scorpioni hanno come capo Lucifero, mentre i serpenti hanno come capo Satana, che comanda anche Lucifero. Inoltre, secondo alcuni esorcisti francesi, se il posseduto non viene fisicamente trattenuto, può assumere forme e movimenti simili ad alcuni animali, e se l'atteggiamento è quello di incurvarsi a forma di ponte, ciò indica maleficio prima della nascita o maleficio generazionale.
La possessione diabolica non è un male contagioso né per i familiari né per chi vi assiste, né per i luoghi in cui avvengono gli esorcismi. Ci sono tante paure infondate che i locali restino infestati, ma è necessario sapere che la presenza degli ossessi e gli esorcismi fatti su di essi non lasciano nessuna conseguenza sui luoghi e sulle persone che vi abitano. Dobbiamo invece temere sempre il peccato, poiché un peccatore incallito, un bestemmiatore, può danneggiare la sua famiglia, gli ambienti di lavoro e i luoghi che frequenta. I segni di un maleficio e della possessione diabolica sono in genere l'avversione alle cose sacre, oggetti consacrati, sante messe, eucaristie, adorazioni eucaristiche, preghiere, il Santo Rosario. Spesso recitando un'Ave Maria davanti ad un maleficato o a un posseduto, costui incomincia ad urlare. I rimedi sono sicuramente recitare più rosari possibili all'interno della famiglia dove c'è un maleficato e il prima possibile fargli incontrare un esorcista e avere sempre una pratica di vita santa, frequentare la messa, i sacramenti, l'adorazione eucaristica e affidarsi a Dio. Anche coloro che dicono di non aver tempo di pregare, facciano sempre risuonare nella loro casa una preghiera, magari accendano il computer in una stanza e si connettano con uno dei tanti rosari che si possono reperire online su qualunque canale della rete e chiudano la porta di quella stanza e lascino che la voce continui a ripetere i rosari, mentre meglio se la voce di un santo. L'importante è che all'interno di una casa ci sia sempre una voce che prega. L'importante è anche trovare anche 5 minuti per pregare, anche se l'ottimale sarebbe dire 1, 2, 3, 4 rosari al giorno, il più possibile, ma si faccia di tutto affinché in quella casa ci sia sempre una voce di preghiera.